Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora, signori, non era tutto da buttare quello della passata stagione, ovvero non tutto, gran parte era da buttare della passata stagione, ma qualcosa di buono c'è stato, perché nella passata stagione, come sapete, il Napoli è arrivato decimo in campionato e quella è una cosa che ci dovremmo scrollare di dosso proprio dalla mente, no? Anche se Conte dice le scorie ce le porteremo anche quest'anno dietro, non vi preoccupate, perché in alcuni momenti è giusto anche andarsi a riprendere qualcosa della passata stagione per poi non rincappare negli errori in questa stagione. Comunque, detto questo, ragazzi, tasto like e commento perché voglio sapere soprattutto la vostra qui sotto nei commenti, perché a quanto pare io già ve ne parlai, no? Tanto tempo fa, all'incirca una settimana fa, quando feci uscire la notizia di Hermoso che non sarebbe venuto a Napoli perché il Napoli aveva intenzione di, come dire, di credere in Nathan, visto l'investimento fatto la passata stagione. Ecco bene, quest'oggi il Nathan ha svolto un allenamento speciale proprio a Castel di Sangro, squadra che è arrivata ieri a Castel di Sangro. Si sono rivisti vari Kvara, si sono rivisti tutti finalmente. Oramai abbiamo il gruppo squadra al completo e meno male, quindi staremo a vedere. Premessa, il buon Osimhen non credeva di prendere parte al secondo ritiro con il Napoli perché pensava che la trattativa con il Paris Saint-Germain si fosse chiusa, no? Si poteva chiudere nell'arco di 48 ore, invece così non è stato perché il Paris Saint-Germain non vuole cacciare questi soldi, ma ne parleremo più tardi, non vi preoccupate, nel video delle ore 18, perché il Paris Saint-Germain i soldi ce li ha, ma forse non vuole comprare Victor Osimhen. Potremmo parlare anche di questa cosa, ma ne parleremo nel video più tardi, non vi preoccupate perché oggi ci sarà il doppio appuntamento. Eventualmente ci fosse possibilità di qualche notizia clamorosa di calciomercato e si parla di De Gea al Genoa in queste ore molto calde, ne parleremo, non vi preoccupate. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda anche addirittura il ritiro di Castel di Sangro, questa sera poi faremo un recap generale della giornata. Comunque, come vi stavo dicendo, allenamento speciale per Nathan, proprio perché Conte ci crede in questo ragazzo. Le potenzialità ci sono, possiamo dirlo tranquillamente, le potenzialità ci sono. Il ragazzo l'anno scorso, vi ripeto, è incappato in una stagione che chiunque, potevamo anche avere il miglior Kimi, il miglior Koulibaly, no? Come coppia centrale avremmo fatto fatica ugualmente, ragazzi, proprio perché a livello psicologico questa squadra non c'era la passata stagione, proprio anche per le scelte scellerate da parte della società SSC Napoli ad affidarsi a un allenatore come Garcia nel posto scudetto, a un DS che non era un vero e proprio DS, no? Meluso, diciamoci la verità, con tutto il rispetto che possiamo avere, ma comunque attualmente Nathan è la prima scelta di Antonio Conte e io non, secondo me potrebbe addirittura essere titolare in questo Napoli nella difesa a 3 con Nathan, Rachmani e Buongiorno, quindi occhio ragazzi perché secondo me potremmo vedere questo tipo di formazione, anzi poi ci saranno gli amichevoli, quindi Conte scioglierà le riserve e ci farà vedere come vuole approcciare questo Napoli. Addirittura si parla di un Gonghe spostato a braccetto destro per dare anche respiro a Di Lorenzo in questa stagione. Conte che sta vedendo di rivoluzionare un po' questi giocatori per fargli cambiare mentalità, ecco, si dice switchare, cambiare la mentalità rispetto alla passata stagione. Comunque andiamo a leggere proprio questa cosa perché dice: il difensore azzurro fa sapere Spazio Napoli ha lavorato in maniera fitta e specifica con lo staff di Antonio Conte, ricevendo tanti complimenti. Questa è una cosa che non la fa mai, perché Nathan si è sempre allenato con il gruppo. Io non so come mai abbia fatto questo allenamento speciale Nathan con lo staff di Antonio Conte, forse perché vista la passata stagione il ragazzo non ha
fatto vedere tutte le sue potenzialità, e forse ci possiamo collegare anche al discorso di Hermoso. Ecco perché Hermoso non deve venire a Napoli, proprio perché il difensore ce l'hai, hai Nathan, è giovane, e quando Conte ti dice nell'arco di 3 anni, dobbiamo costruire nell'arco di 3 anni, i giocatori ce l'hai, è inutile andare a prendere un ultra trentenne quando c'è un ragazzo giovane da far crescere e poter far esplodere, perché Nathan, ragazzi, per ora non è esploso. Nathan l'abbiamo visto nella partita contro l'Union Berlino o contro il Braga, non mi ricordo, in Champions League, non mi ricordo che partita era, ragazzi, quella scivolata in mezzo al campo, bellissima. Lì la maggior parte dei napoletani si è segata con 2 mani, ha alzato il tavolo senza le mani, diciamoci la verità, e da lì poi è partito il declino proprio di Nathan, prima con Garcia, poi con Mazzari e poi definitivamente con Calzona. Però ecco, se Conte ci sta veramente lavorando e lo staff tecnico ci sta lavorando tanto su Nathan, e allora ci hanno visto qualcosa. Continua Spazio Napoli e dice: dopodiché si è intrattenuto con il mister Antonio Conte, che gli ha dato ulteriori suggerimenti e spiegazioni. Questo secondo me per la linea 3, proprio per la linea 3, per far vedere, no? dei particolari movimenti, secondo me, a questo punto, da far capire a Nathan, proprio per metterlo nella linea 3 insieme a Buongiorno e Rachmani. Il ragazzo ha potenzialità, il ragazzo ce ne ha tante. Conte è una garanzia per quanto riguarda i difensori, e ragazzi, Conte il lato difensivo lo sa fare. Quindi se lo staff tecnico si è messo lì a parlare con Nathan è perché qualcosa ci hanno visto, scusatemi, secondo me. Dobbiamo aver pazienza, dobbiamo aspettare la prima amichevole che ci sarà a Castel di Sangro, che io personalmente non mi ricordo quando è l'amichevole, perché lo sapete che io con la memoria, poi specialmente in estate, che anche ieri sera ero in delle condizioni sudato, mezzo dal resto dei piedi, allucinanti al lavoro, cioè, quindi quando mi rilasso che sono a casa non voglio starmi a preoccupare, devo questo e stare al cazzo la data, devo andare a prendere, no, perché naturalmente mi rilasso pure io e quindi va bene così. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e io ve l'ho detto, dovremmo aspettare la prima amichevole per vedere mister Antonio Conte come vorrà schierare il Napoli. Si parla di un 3-4-2-1, una cosa del genere, addirittura il 4-2-3-1, mo vediamo un pochino. No, il 4 no, la linea 4 no, scusate, mi sono sbagliato, poi mi sbaglio, perché però si parla della linea 3 e secondo me la linea 3 per la prossima stagione sarà Nathan, Rachmani e Buongiorno. In molti hanno detto: ma come abbiamo venduto Ostigard, perché Ostigard, poi ne parleremo dopo nel video delle 18, non vi preoccupate, Ostigard sta andando via, e molti hanno detto: ma Juan Jesus non va via? Calma e pazienza, perché il calciomercato è ancora lungo, però non voglio ancora dare un voto perché non è ancora finito il calciomercato del Napoli, però ora mi tengo proprio basso, mi tengo sul 5,5 sinceramente, però ne parleremo più tardi, non vi preoccupate. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli, ciao!